Ciao a tutti, siamo dalla sede di Palazzo Ferrofini, siamo nella sede del Consiglio regionale, questi sono i banchi dell'opposizione, del Partito Democratico, siamo in un momento in cui non c'è seduta ed è utilizzando questo strumento diretto di comunicazione che voglio salutare tutti coloro che stanno ricevendo in questo momento il primo numero della mia newsletter. Io credo che una newsletter rappresenti uno strumento per rendere Palazzo Ferrofini più vicino ai cittadini, ai nostri iscritti, ai nostri militanti, ai nostri elettori. La newsletter è uno strumento proprio per far conoscere all'esterno quello che facciamo in quest'aula del Consiglio regionale, quello che facciamo nelle commissioni, le nostre proposte, le nostre idee, le proposte di legge. Ecco, io credo che sia anche uno strumento non solo per dare informazione ma anche per ricevere informazione, uno strumento di dialogo, di suggerimento, quindi vi invito a partecipare, a garantire una partecipazione alla vita della newsletter. A me piacerebbe diventasse anche un momento di suggerimento, di ascolto reciproco, talvolta anche di critica, ovviamente rispetto a quello che facciamo come gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. L'idea è quella che avevamo lanciato in campagna elettorale, tra l'altro ringrazio tutti gli elettori cittadini, 10.125 elettori che mi hanno dato fiducia, mi hanno consentito di rappresentarli, cercherò di rappresentarli al meglio in Consiglio regionale. L'idea è quella di costruire una rete, una comunità di contatti tra iscritti al Partito Democratico e non, tra associazioni di volontariato, mondi rappresentativi delle categorie economiche. L'idea insomma è quella di costruire una rete nella consapevolezza che molte idee possono venire da fuori e noi, compito nostro è quello di portarle dentro al palazzo per rendere il palazzo più vicino alle esigenze dei nostri militanti, dei nostri iscritti, dei nostri elettori. Alla mia sinistra troverete nella newsletter tutte le notizie importanti dall'agenda delle iniziative che faremo nel nostro territorio, con l'impegno di essere presente in tutto il territorio della provincia, le interrogazioni a risposta immediata, la rassegna stampa, le proposte di legge. Troverete già le prime due proposte di legge che io ho presentato, una relativa al Parco del Brenta, l'altra a un progetto di costruzione di una pista ciclabile da Mantova da Ostiglia a Treviso, quindi dalla provincia di Mantova alla provincia di Treviso, attraversando la provincia di Mantova, di Verona, di Vicenza, di Padova, forse la zona più attraversata, e si raggiunge Treviso, e la trasformazione di una vecchia ferrovia in una moderna pista ciclabile. E qui, nello spazio dove ora mi vedete, questo è il primo messaggio, quello di benvenuto alla nuova newsletter, troverete il commento sul fatto della settimana. Sono sicuro che troverete questo strumento, mi auguro che non intasi le vostre caselle di posta elettronica, ma possiate trovare uno strumento utile, positivo, importante per dialogare con chi vi rappresenta all'interno delle istituzioni. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.